Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio parlarvi di due libri in un certo senso complementari. Uno del Pierluca Pierini, che vedete qui sotto, che uso spesso per le varie operazioni di alta magia operativa, e un altro del grande Sebastiano Fusco, due colonne dell'esoterismo nostrano italiano. Ma prima di iniziare questo piccolo excursus, che sarà molto veloce su questi due libri monumentali, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì c'è un incontro di esoterismo tenuto da Hildegard Marietto Veneziano col supporto logistico e di moderatrice di Milas, che è una colonna insostituibile del gruppo, che aiuta sempre sia Hildegard Marietto Veneziano a tenere il gruppo. Bene cari amici, parliamo di questo tesoro magico di Re Salomone. Come libro è un antico manoscritto degli spiriti, vedete, è della collana di Pierluca Pierini per la Rebis, vedete, è un libro fatto molto bene da collezionisti, numerato, in cui in questo caso qua il tesoro magico del Re Salomone, vedete, l'antico manoscritto degli spiriti contenente tutti i segreti della potentissima magia cerimoniale rivelata al Re Salomone dall'angelo del Signore, vedete. Quindi questo libro è un libro per collezionisti, contiene, fatto in una carta pregiata, contiene tantissimi sigilli di geni, è scritto in questo modo, in questo stile, è un libro molto prezioso in cui ci sono dei sigilli importantissimi. Ha 82 pagine, lo si può acquistare nelle librerie online più qualificate, tipo Il Giardino dei Libri e Macro Librarsi e tante altre. Comunque è un libro fatto molto bene, con una carta pregiata, i simboli dei sigilli si vedono bene, la scritta è chiara e sono numerate. Adesso sfoglio tanto per darvi un'idea, per farvi vedere com'è il contenuto, perché alcune persone magari non sanno un po' come sono questi libri. Ecco, vedete, questo caso qua, per darvi l'idea, questo è il numerato e questo è il numero 67, ce ne sono 300 copie. Non so se potete vedere, ci sono 300 copie di questo tipo di libro, e questo qui è il numero 67, è stato fatto nel 2017. Questo qui, ripeto, è fatto da Pierluca Pierini, grandissimo esoterista, e dalla Rebis. Bene, adesso passiamo, e questo serve per conoscere e attivare i sigilli appunto del Re Salomone, non tutti chiaramente, ma una gran parte. Adesso vediamo un altro libro molto importante per gli esoteristi che vogliono approcciarsi alla magia salomonica, e che, diciamo, se questo è la Rolls di questi sigilli, diciamo che è il top di questi sigilli per incominciare ad approcciarsi. E ripeto, questi libri si possono comprare liberamente o nel Giardino dei Libri o in Macro Librarsi o nelle migliori librerie online. Un altro libro invece di altissima qualità, che tutta l'Italia, e non solo tutta l'Italia ma tutto il mondo ci invidia, è questo di Sebastiano Fusco. Questo libro qui è qualcosa di veramente eccezionale, comprende anche quei sigilli che vi ho fatto vedere prima, chiaramente è un altro stile di impaginazione, vedete, ha i sigilli anche lui in questo modo, praticamente c'è tutto quello che dovrebbe incominciare a conoscere un esoterista in erba che vuole avvicinarsi. Se quel libro di prima costava 85 euro, questo è più abbordabile e si può avere già con 29,50 euro. Sebastiano Fusco, lo ripeto, il libro ha 380 pagine, è un bel formato, ha tantissimi segreti, ha tantissimo materiale, vedete, abbordabile, spiega molte cose. Chiaramente questi sono libri didattici
per maghi principianti, per gente in erba, ma anche per gente che naviga da tanti anni nell'esoterismo e vuole consolidare. Quindi La chiave di Salomone, magia evocatoria, a cura di Sebastiano Fusco, edita da Venezia, 29,50 e 380 pagine, ed è il più completo a livello mondiale sulla magia evocatoria salomonica. E invece siete sul collezionismo, estimatori, avete un piccolo accenno di Re Salomone con la magia e i suoi sigilli, Pierluca Pierini. Questo libro costa sugli 85 euro circa, dipendenza dagli 85 ai 95 euro nelle migliori librerie, e qui chiaramente la qualità del libro è diversa, è più che altro un libro proprio da operazioni magiche e non tanto teoriche, ma proprio per lavorare sul campo. Bene, cari amici, questo è il piccolo excursus di questi due libri, il testo magico di Re Salomone di Pierini e, lo ripeto, il libro La chiave di Salomone, magia evocatoria di Sebastiano Fusco. Due colonne e due colossi dell'esoterismo italiano che tutto il mondo, non solo l'Italia ma tutto il mondo, invidia. Ricordo, Pierluca Pierini ha la più grande e vasta libreria del mondo di esoterismo, 14.000 libri, praticamente una colonna a livello mondiale, e Sebastiano Fusco, uno dei più grandi esoteristi e divulgatori a livello mondiale. Due colonne che il mondo ci invidia. Grazie cari amici di avermi seguito fino a qui. Il vostro Marietto Veneziano vi saluta e vi chiede di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano. Grazie e alla prossima, ciao!